Torniamo in diretta. Scusate, io avevo un attimo perché ogni tanto, siccome sto aspettando aspetto sempre che l'immagine mi arrivi su un monitor che stamattina non è di servizio, abbiamo fatto un po' avevi un afflato sentimentale. La parte di quelli che erano lì a dire beh, quindi allora siamo qui, guardateci in silenzio. C'era un afflato sentimentale perché stavamo parlando di Federico. Sì, beh, io di foto di Federico ne ho un po' tante, quindi voglio dire, non è che è la prima volta che lo vedo. Certo, Federico, lei saluti. Tanti copiosi ci sta guardando, da Marco, stai attento. Gina, birbanteggio, ci stanno tutti seguendo, quindi dopo che lei gli ha fatto il discorso, lui gli sono cresciuti i capelli ancora di più. Sì, è incredibile. Torni a trovarmi. Torni, gliel'ha detto a parole proprio. Mesi, sì. Un miracolo. Andiamo alla scheda, per favore. Sto colorando Lazzaro, alzati e cammina. Andiamo alla scheda, la carta d'identità del nostro secondo ospite di questa mattina. Dopo ospiti radiofonici, comunque la musica che gira intorno, tra poco ripartirà. La scheda ci lega ovviamente a un nome che è come il suo, guardi. Sì, nome so. Marco. Cognome Leo. Data di nascita 2/11/1991. Professione grandissimo cantautore. Segni particolari emergente dirompente. Esattamente. Marco Leo, buongiorno. Ciao, buongiorno caro Marco. Ciao. Ma per dare l'ufficialità alla presenza di Marco qui, la musica che gira intorno. Musica vibra nell'anima, schiaccia nell'aria, esplode dentro di te. Stava ballando? Sì. Beh, si vede, lei Trascinante ha una proprio capacità Sono di ballo e un talento sontuoso. innaturale proprio, devo dire. Nato per ballare. Sì. Allora, come sempre diciamo quando abbiamo ospiti musicali, Marco ne è un'espressione, i talenti ce ne sono tanti in Sardegna. Se volete, i due di Via Venturi @gmail.com, scriveteci se avete questo talento e sapete suonare, cantare, in qualche maniera avete fatto della musica una vostra passione importante. Beh, noi siamo qua pronti anche a darvi uno spazio e quello che abbiamo deciso di dare stamattina a Marco in realtà è uno spazio che arriva da una conoscenza fatta per tutto un anno insieme in giro all'interno del Tour di Miss Italia e che mi ha permesso di conoscere professionalmente questo giovane, direi di belle speranze. Allora, tu quando inizi un po' a prendere in considerazione che la voce come strumento fosse meglio dello strumento che stavi suonando, perché tu hai studiato, no? Allora sì, io ho studiato batteria e comunque studio ancora batteria e ho iniziato 14 anni fa, quindi diciamo ho un'esperienza come batterista, però nel frattempo comunque strimpellavo gli altri strumenti e componevo anche qualcosina. Però non sempre uno si accorge che la voce possa essere poi l'elemento, lo strumento vero da utilizzare tra i tanti. Sì, ho detto vabbè, componendo. Però hai sempre avuto questa sorta di volontà di anche, che ne so, al karaoke cantarti la tua canzone. Sì, comunque mi ha sempre attirato, anche perché forse deriva anche dal fatto che da piccolo, essendo i miei genitori, comunque mio padre, mio nonno, i miei parenti cantavano nel coro degli alpini. Ecco, vedi. Quindi c'è sempre sul cappello che noi portiamo. C'è sempre un motivo, no? C'era un filo conduttore. Era lì, la mascotte. Il motivo era quella lunga penna nera che poi gli è servita per fare il cantautore, capisci? Per scrivere è la stessa. nero su Ha bianco usato la stessa penna. le proprie canzoni, perché in realtà il percorso di Marco è particolarmente bruciatappe, nel senso che lui da subito ha cominciato a scriversi i propri testi, quindi solitamente si inizia cantando le canzoni degli altri. Perdonami il termine. Poeta no, però insomma, le canzoni nascono già con le parole, diceva Vasco in un pezzo. Sì, più a volte è così, ma perché nascono da delle storie di vita quotidiane. Sì, non è altro che lo sfogo di una situazione del momento e appunto per sfogare questa situazione un po' è vero, ma insieme agli accordi nascono insieme le parole e di conseguenza ci ritroviamo con una canzone. Poi non è così semplice perché sembra tutto facile, però sì, la maggior poi parte devi trovare l'arrangiamento con la canzone, esatto. quindi far sì che la musica e le parole si uniscano insieme Esatto. e ne venga fuori una buona opera, perché lo sappiamo quanto è complicato comunque vivere di musica e perciò ci riesce chi in qualche maniera ha qualcosa che fa la differenza.
assolutamente. E devo dire che lui qualcosa che fa la differenza ce l'ha, a mio avviso, assolutamente sì. Soprattutto i testi, ma anche gli arrangiamenti, le melodie che compone sono molto molto interessanti. Poi dopo, visto che c'è una chitarra Sì, qui, il pezzo lo non so può che è sottrarsi. mattina, no, lo so che è mattina, tutti i cantanti che passano di qui e mattina Ci proveremo, presto ci proveremo. fanno sempre la stessa faccia, tutti per dire oddio, mi tocca cantare a quest'ora e non è perché la voce Basta, la mattina. il segreto è accordare la Spiegaglielo. chitarra 5 semitoni più giù. Più giù. Lei ha capito, il, no? il problema è semitoni. risolto. Ho capito. Il presidente Mameli è un maestro proprio. che magari D'altronde il altro. cognome, no? Mameli, Certo, Mameli, che poeta. non ha capito niente, ma va bene lo stesso. No. Senta, io adesso voglio darle un esempio, perché in realtà tu di cover qualcuna ne hai cantata, no? Sì, perché diciamo comunque per trovare una dimensione anche di identità, se Anche se- perché poi non se puoi fare vogliamo, serate no? solo con i pezzi tuoi. Esatto, sì, è necessario comunque cantare delle cover e diciamo una delle tante. Una come te. Esatto, proprio quella. E diciamo è stata un po' la svolta. In quel periodo facevo un concorso qui in Sardegna Sì. e comunque mi ha aiutato tanto perché è Come stato- andò quel concorso? ho vinto. Ecco appunto, no, Però- tanto per dirlo, no? Perché sennò uno dice feci un concorso, come andò? Ma sì, no, l'ha vinto. vincesti il Quindi concorso. questa cover è una cover che ha un valore. Sì, perché è proprio stata diciamo l'incrocio. Lo no? spartiacque. Bravo, sì. Quel punto nel quale mi sono reso conto che potevo anche cantare. Vediamolo allora, Vediamo, dai, sai. vediamo. Una Sono come molto te, curioso, Marcolino, interpretata da Marco Leo. Una come te, se chiude gli occhi vede il mare, senza andar lontano. Una come te, ha una valigia per le scarpe, che sembra un aeroplano. Una come te, non si avvicina per ballare, guarda da lontano. Una come te, se corre inciampa ma non cade, chiede la tua mano. Una come te, per una rosa può morire, solo perché ancora non sa togliere le spine. Una come te, mi piace da morire. Oh, una come te, un gatto sopra il letto e un uomo nudo da aspettare. Una come te, il vento che le soffia dentro non la può spostare. Uno come me non la può dimenticare. Una come te. La voce è straordinariamente Immensa, bella, io gliel'ho stupenda, detto che l'avremmo complimenti, stupita, caro Presidente, sì, così veramente, come appunto spero anche i nostri amici teleascoltatori da casa. Però prima di andare in pubblicità c'è un pezzo che a me è sempre piaciuto molto, e questo è di Marco proprio, Le donne e la luna. In questo caso le donne stanno sempre in Quindi mezzo, sentiremo. i cantautori hanno sempre storie di donne in qualche modo, c'è sempre una donna che poi ha ispirato una canzone. E poi qua sono più di una, insomma. Più di una? Sì. Certo. Buonanotte. Allora E poi- diamo il tempo a Marco di prepararsi con la chitarra, perché questo pezzo, magari anche non tutto, lo facciamo un pezzettino così almeno non ti squarci la gola, visto che è sempre quello il problema, ma merita davvero tanto. E secondo me questa canzone, io ho dato un mio contributo, nel senso che la passai anche per radio, però questa canzone merita molto, poi meriteranno anche tutte le altre, ma questa a me piace particolarmente. Le donne e la luna, ai due di Via Venturi, dirige l'orchestra il maestro Mameli, Adiuvato da Matteo Bruni. Marco Mameli, canta Marco Leo. Grazie. Esco di fretta, una macchina aspetta, ma io volo con le mie fantasie. Dopo una festa, confusa
chiuse ubriaco dai sorrisi e dalle false poesie. Ah, correva e cantava un giovane uomo per le strade della sua città. Cantava di sogni, parole, promesse, d'amore alla sua dolce metà. Ah, uno sguardo alla luna. Ah, quanto è bella stanotte la luna. Ah, occhi verdi amore, tu, specchio del mio cuore, di questa mia canzone. Ah, chiusa fra le stelle, tu sai il nostro amore come la fortuna di vedere la faccia scura della luna. Ma io gli applausi li sento già da fuori. Io mi Il associo. nostro pubblico meraviglioso che non può altro che applaudire Marco Leo ai due di Via Venturi. Sublime, dirompente, sublime. E tra l'altro ripetiamo, sono le 10:15 più o meno del mattino e i cantanti a quest'ora dormono, quelli che hanno capito. I cantanti, no, appunto. no. I cantanti nel senso quelli che lo fanno per mestiere, magari hanno fatto serata il giorno prima. Comunque la voce è sempre un po' più complicato utilizzarla la mattina rispetto alla sera. Poi ci sono tutte le tecniche di riscaldamento che tu un pochino magari avrai fatto, In spero. questo caso è sotto la doccia. Sotto la doccia, 10 minuti 10 fa. minuti prima di arrivare. Sì, no, per ha scaldato forza. la voce. Beh, Sì, scusa, altrimenti- Mi angoscia sotto la doccia. Sì, perché lui la doccia la Per fa a delle differenza note sua. musicali, Lei come? non la fa per quello Sì, che non l'ho fatto, canta. ma non A lei posso la fa. cantare. Ah, va Ho bene. sbagliato le note alla fine. Si arrugginisce Ah, poi, sì? capisci? Va bene, allora torniamo tra poco. Lo faremo con un ospite al telefono per parlare del festival Mille Storie, un festival di letteratura per ragazzi. Poi torneremo da Marco Leo e continueremo questo bel viaggetto. È un... Lo vediamo in un video, tanto usiamo... Adesso lasciamolo a riposo. Lei non faccia quello che tira troppo la corda. È una sennò- forzatura propositiva. ho capito, però evitiamogliela questa forzatura. Dicevo, questo esempio di cantautori sardi che hanno veramente qualcosa da dire e meritano lo spazio che questa mattina appunto gli stiamo dando, così come vogliamo fare con tanti di voi. Se avete qualcosa da farci sentire, siamo qui, 2 di Via Venturi, @gmail.com, oppure la pagina Facebook dei 2 di Via Venturi. Torniamo tra poco, c'è la pubblicità. Andiamo al telefono tra poco perché il nostro ospite, in realtà io prima ho detto parleremo del Festival Mille Storie, Sì. no, in realtà oggi non è giovedì, io No, sto rintronando, oggi oggi è è martedì, quindi Ma che mondo è tra mondo? poco andiamo a parlare di una rassegna che è una rassegna teatrale, un Eurofestival, ma proprio partendo dal fatto che uno spettacolo costa €1, Solo. perché si partiva da un concetto precedente che era teatro a 1000 lire, il teatro è quello delle Saline. Tra poco Ah, sì. andiamo a disturbare il nostro amico Lelio Lecis, che è il direttore artistico Che del teatro conosciamo. delle Saline. Io non so perché ho pensato fosse giovedì stamattina. Ho dei problemi, secondo lei? Credo di sì. Ma tanti. non da oggi, No, da molti anni. da molti anni. È Allora- irreversibile sono. no, vabbè, quello magari no, dai, Sì, qualcosa no, potrò ma non è un recuperare. problema. Vabbè, stanno a fianco Mica a lei. siamo tutti immuni, siamo figli Stando degli a dei. fianco a lei sicuramente li peggiorerò. No, io sono Comunque, il tuo medico. Marco, Marcolino. ci sono stati momenti per i quali la musica ti ha fatto da, come dire, non so quale termine usare, però mi verrebbe il concetto è la musica ti ha fatto da cuscino sul quale coccolarti per magari leccarti le ferite di qualcos'altro? Esatto, sì, assolutamente. Queste cose sono veramente legate. Infatti adesso nell'ultima canzone che poi sentiremo, Ho perso l'anima, sostanzialmente dico questo. È stato un periodo nel quale per un motivo chiaramente
Sentimentale? Beh, ci torna dentro sempre Ci questo si argomento. può dire. Questi cantano. Inguaribili, direi. Ma quante sensibili, bravo, E quindi bravo. assolutamente è una cosa che ispira e in ogni caso serve in qualche modo sfogare, perciò la canzone diventa il contenitore di Però un queste cantante, sofferenze, un possiamo cantante dire. ha almeno la soddisfazione o perlomeno la scusa per dire poi ci ho scritto sto pezzo. Cioè Esatto. serve, una sofferenza in amore serve per produrre. Esatto. Perché sennò i cantanti, è come i comici negli ultimi 20 anni. Non ci fosse stato Berlusconi, che avrebbero fatto? Niente. quello è vero, ci mancava. Allora sarebbe una crisi allucinante. Allora, vediamo se il nostro ospite al telefono ce l'abbiamo. Lelio, Grande buongiorno. Lecis. Buongiorno. Ci sente? No. Lelio, Ciao. eccoci. Ciao, Lelio buongiorno. Lecis, direttore artistico del Teatro delle Saline. C'è una rassegna che sta per partire, un Eurofestival, ma con quell'euro lì che ha un motivo pregnante, giusto Lelio? Sì, diciamo che un Eurofestival diciamo che è una possibilità anche per un nuovo pubblico di vedersi 10 spettacoli pagando 10 euro. Certo. È una sorta di scontistica che però viene a essere presa in esame in versione euro da un progetto che era il Teatro a 1000 lire. Esatto, sì, il Teatro a 1000 lire. Oltretutto bisogna dire che il Teatro a 1000 lire, che offriva diciamo 10.000 lire, 10 spettacoli, era un po' desunto però dalla editoria 1000 lire, che aveva un grande successo e che soprattutto diffondeva dei grandi autori. Pensa che la Repubblica di Platone è finita addirittura tra i libri più venduti, no? Caspita, E questo grazie a un'editoria per Certo. cui non è sminuente. No. no. Ecco, Ma il infatti secondo pubblico- me non è il prezzo del biglietto quello che bisogna tenere sotto esatto, controllo. anche perché assistiamo a spettacoli gratis dove non ci va nessuno, quindi non è tanto, è il progetto che piace, l'idea Certo. di poter assistere a un evento culturale spendendo poco, quindi sai, molto spesso il teatro viene visto come cosa noiosa, allora uno dice vabbè, proviamo a vedere cos'è, capisci? Cioè in fondo, e poi alla fine te li ritrovi anche negli altri progetti a costi normali, cioè è un grande rinnovamento del Senti, pubblico. da quando parte questa rassegna dell'Eurofestival? Parte da questa domenica, dal 18 maggio. E qual è il filone? Il filone è allora, un Eurofestival appunto dà spazio a giovani compagnie sarde interessanti che sono state prese dopo un bando a cui hanno partecipato circa 80 compagnie e delle compagnie nazionali e anche compagnie europee, e quindi diciamo che tra le compagnie sarde abbiamo la Bottega dei Teatranti che fa I Promessi Sposi, Sì. il Teatro Vertigine di Alghero, il Teatro d'Inverno di Alghero che fa Vertigine, la compagnia Teatro Sassari che fa il Terzo a Sonagli e Bene. la compagnia Ilos di Lula addirittura che fa Coroco. Poi abbiamo una mia produzione, una mia regia, Giorni Felici, Sì. che è l'ultima possibilità che hanno i Cagliaritani di vederla perché la teniamo da 2 anni ma sono scaduti i diritti e quindi potranno vederla questa volta o fra 3 anni. Ok. E poi abbiamo la compagnia del teatro di Braga, che è una delle più importanti compagnie portoghesi, e 2 esperienze nazionali che sono Egum Teatro con Bella Mariposas, che peraltro è un testo di Sergio Azzeni, certo. e il Teatro dell'Argine col teatro in viaggio, insomma, sulle rotte dei migranti, un tema molto sentito, molto contemporaneo. Poi abbiamo 2 giovanissime compagnie cagliaritane, che sono la compagnia Opar, Artisti fuori posto col terzo giorno, probabilmente li conoscete perché hanno fatto quello splendido video su CSI a puntate. Sì. E poi il giovanissimo gruppo Battisfera, che è uno dei gruppi emergenti cagliaritani, con la stessa domanda. Il tutto poi finisce con Marta Prieti Orzella, che è una cantante e attrice che amiamo tutti, e anche lei fa uno spettacolo poetico su Sergio Azzeni. Beh signori, c'è un cartellone straordinariamente ricco dal 18 di maggio al 15 giugno, Teatro delle Saline, un Eurofestival, un euro a spettacolo, 10 euro per un abbonamento, ma che volete di più? Grazie a Lelio Lecis, il direttore gratis. artistico del Teatro delle Saline, un abbraccio in bocca al Un abbraccio lupo, in bocca ciao al lupo, Lelio. ciao, arrivederci. Grazie a voi. Ciao. Ciao.
Allora, caro Marco, io direi facciamo vedere subito il video direi di sì. di Ho perso l'anima, perché siamo quasi addirittura d'arrivo, quindi spendiamoci questo ultimo prodotto, no? In ordine di arrivo. Sì, è l'ultima nata in casa, insomma. In casa Leo. In E casa poi, tra Leo. l'altro c'è sempre per gli artisti anche la scelta del nome. Potremmo stare qua a parlarne, però possiamo anche sorvolare, tanto non è così fondamentale. No, È perché un disco sofferente. il nome di un artista ha Anche a tratti. Tu che sei un esperto, glielo puoi dire? che un disco cosa, scusa? Sofferente? Un disco vedi che glielo dico che io sono un artista. È un disco sofferente? A tratti. A tratti. L'ha già detto 3 volte, ma allora andiamo a vedere questo disco sofferente. Ancora fermo alimento il mio sogno, il tormento, poi una lacrima scappa via piena del mio sentimento. Anche l'aria brucia nel deserto, ma una lacrima piena spegnerebbe l'inferno. La notte è ancora lunga, scura e buia, ti aspetto seduto di là, vicino a quella fontana. Un vecchio in rima mi parla degli anni migliori e della sua vita. Ho perso l'anima, o forse l'ho lasciata da te, e non so bene se oggi o mai rincontrerò. So che oggi ho perso l'anima. Oggi ho perso l'anima. Abbiamo perso l'anima, ma abbiamo acquisito un mocaccino, ragazzi. È incredibile come ci coccolino da queste parti tra le paste, delle quali potrai usufruire se vuoi dopo per la colazione. Assolutamente. Allora, canzone che struggente. al di là dello struggente, Ho Sì. perso l'anima. Stavi dicendo, parla di una sofferenza sentimentale che addirittura ti ha strappato l'anima in questo caso, o te l'ha fatta perdere, ma alla tua età si può perdere l'anima. Sì, Quanti ma anni infatti, hai? 22. 22, ma se non perdi l'anima a 22 anni. Però va ascoltata. C'è sempre un però. Sì, alla fine dico, o forse l'ho lasciata da te, o forse sei tu la mia anima. Ho capito, ma Quindi, lei, quella tu che dici tu, che quindi sarebbe una lei, Sì. esiste o è una che è esistita? No, esiste. No, non è che siamo, ho capito, è viva e vegeta, ma Sì, esiste sì. nel senso che è quella contemporanea? No, è una storia finita. Appunto, Certo. dico, perché a 22 anni ci si può ancora permettere Sì. questa cosa, che poi a 22 anni prima di Però trovare visto quella gemella visto di come anima. come ha chiuso con la canzone, è sempre la speranza dell'amore. Esatto. Tu ho seguito con molta attenzione. Esatto, è triste, ok, sì. Però ma comunque, non disperata. Esatto, non è disperata. Alla fine c'è Anche Grisponi è d'accordo. piccolo Anche il nostro sbagliare. editore è d'accordo. Sorride l'editore. Appunto, che voglio dire, perché noi siamo ottimisti, e d'altronde lo siamo in tutti i comparti di questa Perdonati azienda. questa colorazione dialettica. E Bravo, poi molto bravo. rock and roll, e poi molto rock and roll, devo dire, d'altronde ci vuole anche un po' di rock Sì, and roll caro, dentro. caro Il Matteo. tuo cantante preferito, se vogliamo trovare qualcuno al quale magari uno poi dopo dirige le proprie attenzioni come ispirazione. Peter Gabriel. Peter Gabriel, Sì. cittadino onorario di Arzachena, ragazzi. Complimenti, Uno che la musica la sa fare davvero, ci mancherebbe altro. E ci sono adesso in questi prossimi mesi, settimane, degli appuntamenti dove qualcuno ti può venire a vedere anche dal vivo, piuttosto che presentazione di questo singolo? Io spero. Allora, perché Beh, qui hai due di come Venturi. disse qualcuno, I hope. I hope. Bene, io. Qui ai due di Venturi, però dai, è l'incipit, è l'inizio. assolutamente. Abbiamo dato un assaggio del nuovo singolo, adesso sperando che appunto anche chi è da casa può essere interessato possa poi rubare non solo l'anima, o perdere in questo caso, però rubare è il termine più giusto, ma prendere anche la figura di Marco Leo, che è un socializzare professionista con le sue note. straordinario, e inserirlo Caro nei Marco. propri cartelloni, perché io sarei felice proprio di questo, perché te lo meriti. Grazie. E sei Benissimo. davvero molto molto Tanti bravo. auguri per la tua carriera. Grazie mille. Grazie a Grazie, Marco Leo, Marco. grazie a Marco Mameli, detto
in quello che è il suo documento di identità Marco Mameli, ma perché non potevano scrivere il presidente Mameli, perché lui è il presidente Mameli, non può uscire da questo schema. Certo, contraccambio, caro Matteo, tanti compiusi saluti anche a te. La squadra Gigi Perra, Stefano Perra, il DJ Fabietto, e domani se volete saremo di nuovo qui puntuali alle 8, ma se vi siete persi qualcosa e soprattutto vi siete persi la canzone in generale, quella proposta da Marco Leo in questa ultima mezz'ora, stasera alle 21 su Sardegna 3 c'è la replica, canale 272 o 641, dipende del digitale terrestre, oppure sul 19 Nottambuli, tornate sul 19 di Sardegna 1, all'1 di notte c'è la replica appunto notturna. Grazie, ciao, a domani alle 8, buongiorno. Ciao.